Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Vergognosissimo! Allora, buongiorno a tutti, è arrivato Paolo, c'è Pilosi, è rientrato da una settimana a Roma, è andato a pregare in Vaticano dal Papa. Non ho mai visto il Papa, vediamo il Papa. E allora ritorniamo, dopo un po' di tanto mi vengono fuori bazzellettine, questo là. Pilosi mi diceva la bambina a scuola, allora mi vengono fuori la bazzellettina a scuola, che la maestra dice oggi parliamo dei mestieri delle vostre mamme, perché una volta le mamme non lavoravano, vedevano la famiglia, adesso le mamme lavorano tanto. E quindi, per esempio, Luisa, la tua mamma cosa fa? La mia mamma lavora in un negozio di scarpe. Ah, bene, cosa fa? Quindi nel negozio di scarpe, pelletteria, bello, brava. Robertina, mia mamma invece lavora come assistente alla poltrona, un dentista, così qua. Bene. Pierino, mia mamma invece fa la sostituta. Cos'è la sostituta? Che lavora? La sostituta, so che la sera si veste, si trucca, prende tacchi alti eccetera e va per il viale Ungheria a Udine. No, allora dobbiamo essere precisi purtroppo, Pierino, ma non fa la sostituta, fa la prostituta. No, maestra, quella è mia sorella, ma è malata, cosa va mia mamma? Cosa mia mamma? Poi c'è poi quell'altra, aspetta che Vincenzo è il mio, perché Vincenzo grande che apre lui qua, e invece c'è l'altra e dice oggi parliamo di fa, aspetta questa parte, gli dice non arriva, sei alto, o te sbassi, prendi una sedia, siedi, non è che mi fa male il braccio. E invece ricordo che oggi è mercoledì 10 e invece c'è l'altro e dice, la maestra dice cosa fate il pomeriggio? Allora ho detto Robertina, io il pomeriggio vado a casa, mangio, poi faccio i compiti e poi mi metto sempre, che mi piace tanto, cucire. E la maestra, questo cosa ti dice? Mi dice che da grande io farò la sarta. Ma brava. Bravissima. Lorenza, nome un po' così, Lorenza, cosa fai? Io invece vado a scuola, vado a casa, faccio i compiti, poi e poi prendo una chitarra e comincio a suonare. Ah, e questo cosa ti dice? Questo mi dice che io da grande voglio fare la musicista. Pierino, tu cosa fai? Io vado a casa, no? Mangio, poi vado sul balcone, che sono al terzo piano, quando passa uno gli sputo in testa. E questo cosa ti dice? Coglione! Un saluto a tutti, ogni tanto vi ricordo che sono a disposizione i calendari della solidarietà. Luca Onlus, l'offerta è libera, come dico il sindacato, potete contattarmi, venire qua la mattina, passate, li trovate anche qui alle Tre Sorelle, l'offerta è libera. E poi vi ricordo la novità che domenica 14 alle ore 17 ci saremo, spettacolo, dove ci saranno queste robe così, spettacolo vero, palco, tendone, Green Pass, a Gemona, Piazza del Ferro, ore 17. Con questa bella immagine, Ci sarai? ciao. Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Vergognosissimo!